entrato. Si lamenta anche il fisico. Snazzica, sbubona. 20 e 15. Mercoledì. Vorresti andare a casa. La diagonale che ti aspetta. Una piadina, Lucrezietta, la Silvia Escort nazionale. Sumo. Ti farebbe piacere tutto ciò. Cena dall'altra parte di Roma. Piortakis. Speriamo che mi sveglia quando arrivo. E poi mi ricordo che 2 giorni fa un amico mi ha detto: "Oh, ma lo sai che Vincenzo un altro..." Ma che dici, io? 30 anni. Oggi lo ribecco. Ma Vincenzo lo volevo chiamare, al telefono non ce l'hanno ricoverato, un altro po', il telefono non ce l'ha, però sta sempre con l'iPad. E che c'è? E sì, bravo. Io sto qua a tribolare, di che sto tanto stanco. Ci servi di te a farmi sentire uno schifoso? Inutile. Che me lamento quasi, forse pure, che due piantaggi, pensa che fatica, è andata dall'altra parte di Roma a fare una cena di lavoro dove mi hanno portato, mi hanno chiamato, "Oh, devi stare con me che te presento uno buono." Pensa un po'. Bravo presidente, complimenti. Non mi sono lamentato. Il cestino mi ha subito riportato, non c'è, bella per te. 1-3, già che ci sei, se c'è sempre l'iPad, guarda, io ho una snazzicata a 13.com, il blog delle cose fighe, io lo do sempre la sera. Io più che cose fighe vedo fighe, però che c'è, io sto là con te, parole, chiacchiere, vado a cena adesso. Quanto ti andrebbe di venire a sta cena? E quanto ti ci porta appena hai rotto? Basta stare là dentro in quel postaccio, tutti in fila state in quelle tasce zozze, basta, poi costi spesa pubblica, ci stai a costare una cifra, che c'è? E sì, bravo, guarisci, te voglio bene, che c'è? Ti aspettiamo con l'Andreone nazionale, se andiamo a pranzo, paghi te. No, pago io, se no mi porta male. Te sto aspettando, 13.com ti fanno compagnia, più del prezzo. Ci stai a costare la cifra, basta, esci fuori di lì, esci sì, viva la vita, viva la tua, bella per te, io vado a lavorare, che ci vorresti venire più al posto mio, settimana prossima andiamo insieme, bella per te, 1-3.